A Cagliari il mondo del volontariato è stato protagonista di un incontro dedicato al ruolo del terzo settore in Sardegna, consistenza del fenomeno e valore per la società, promosso dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Un'occasione per approfondire, grazie ai dati raccolti dallo IARES, l'Istituto ACLI per la ricerca e lo sviluppo, la fotografia aggiornata di un comparto sempre più vitale per la comunità. Il censimento Istat evidenzia una crescita costante. Nel 2023 le realtà attive nell'isola sono 11.449, pari al 3,11% del totale nazionale. La Sardegna si conferma prima regione del Mezzogiorno per numero di organizzazioni, con oltre 7 enti ogni 1.000 abitanti, un dato che supera la media italiana. Il 57% dei cittadini riconosce al terzo settore un ruolo centrale per la società, anche se con differenze tra i vari territori. Inoltre, quasi 7 sardi su 10 conoscono almeno un'associazione locale, mentre 3 su 10 dichiarano di aver effettuato donazioni a favore del volontariato. Quando le persone entrano in contatto con questo mondo, col mondo no profit, poi riescono ad apprezzarne a fondo le attività e questo richiama alla necessità di dare più spazio alle attività che il terzo settore e le sue organizzazioni svolge nel contesto isolano. Le associazioni sono quelle più presenti, notando comunque un aumento di quelle che sono le cooperative sociali tra un anno e l'altro. Nell'ambito di operatività delle associazioni vediamo che quelle sportive sono prevalenti sul suolo sardo, mentre invece quelle che accolgono la percentuale più elevata di dipendenti sono protezione civile e tutela dell'ambiente. La ricerca evidenzia come il terzo settore rappresenti un punto di riferimento per molte comunità locali, capace di rispondere ai bisogni sociali e di creare legami di solidarietà, un patrimonio di partecipazione e impegno che contribuisce in modo concreto alla crescita e al benessere dell'isola.